Bentrovati cari telespettatori, Verde a Nord-Est vi porta alla scoperta delle bellezze, dei luoghi, dei sapori, dei colori della nostra regione e non solo, naturalmente dopo la sigla. Qualche anno fa siamo stati con l'avvocato Roberto Brazzale, amministratore delegato della Brazzale SPA, una delle più antiche aziende che si occupano di produzione di formaggio in Repubblica Ceca, a Litovel. Oggi siamo qui a Cogollo del Cengio in occasione dell'inaugurazione del nuovo magazzino automatizzato di stagionatura del Gran Moravia. Andiamo a sentire le parole dell'avvocato Roberto Brazzale. Grande giorno, presentiamo alla stampa il nuovo impianto di Sant'Agata di Cogollo del Cengio, che è il nostro magazzino di stagionatura per tutto il nostro Gran Moravia, realizzato con gli standard più straordinari per il miglioramento della maturazione della stagionatura dei formaggi. Quali sono i numeri di questo magazzino, avvocato Brazzale? Dunque arriverà a contenere 250.000 forme su 8.500 rex in acciaio e legno, tavole di legno, diciamo su una superficie complessiva di circa 8.500 metri quadri, recuperati da un preesistente insediamento, per cui senza consumo di territorio, totalmente alimentato da energia fotovoltaica. Il gruppo Brazzale fa della sostenibilità uno dei punti di forza. Questo avveniva già in tempi non sospetti, 20 anni fa, 30 anni fa, perché oggi si chiama sostenibilità, ma non è nient'altro che l'uso intelligente delle risorse, che coincide con l'uso economico ottimale delle risorse. Ormai ciò che si dice oggi per noi era pane quotidiano 20-30 anni fa, tant'è che abbiamo realizzato la filiera ecosostenibile, la neutralità di carbonio già l'abbiamo, e oggi questo straordinario impianto, che però in realtà ha il pregio particolare di essere in realtà uno straordinario impianto per la stagionatura, per la qualità della stagionatura. Questo è l'aspetto più significativo, è proprio nella qualità del prodotto, perché per la prima volta il formaggio è sistemato e collocato in un ambiente stabile, in un ambiente con le condizioni ideali di igrometria e di temperatura, in una area a 300 metri di altitudine, diciamo con un'aria esterna molto pura e contemporaneamente mite d'inverno e più fresca d'estate, e questo permetterà a quei fenomenali processi chimico-fisici, biologici, biochimici che avvengono dentro il formaggio e di cui ci siamo un po' dimenticati, permetterà di svolgersi in una maniera ottimale, come mai siamo riusciti ad avere in passato. Tra le caratteristiche principali di questo c'è lo stravolgimento del metodo di stagionatura. Un tempo il casaro andava verso il formaggio, adesso verso le forme di formaggio, adesso è diverso. Sì, è proprio questo in realtà il rovesciamento, che nel deposito non ci sono corridoi, tare, dove si fa fatica a mantenere temperature, igrometrie e così via, e dove si spreca un sacco di spazio, un sacco di energia. No, il deposito è per il formaggio, e poi noi andiamo a prendere di volta in volta questi Rex da 32 forme, come se fossero dei pezzetti di scalera, e li portiamo alle unità di gestione, che sono sia la spazzolatura e la rivoltatura, che già comunque si fanno automatiche, ma con mezzi molto meno precisi e efficienti, e poi anche il carico e scarico, con una cosa importantissima: il controllo della vita di ciascuna forma, la pesatura di ogni forma ogni volta che viene spazzolata e viene rivoltata, anche eventualmente, perché ti passano davanti, anche il controllo visivo, volendo la battitura, oppure anche lo scanner, per cui mai abbiamo avuto nella storia, per noi è quasi commovente, perché mai abbiamo avuto nella storia queste possibilità. 8 generazioni per la famiglia Brazzale, sempre con
nel segno dell'innovazione, nel solco della tradizione. Quali sono gli auspici dell'Avvocato Brazzale e soprattutto i piani per il futuro? Beh, i piani per il futuro in realtà sono piani del presente e il futuro sarà sempre bello e i piani nostri sono quelli di non smettere mai il modo di pensare che ormai da 20-25 anni è diventata la cifra caratteristica della nostra azienda, ma soprattutto dei nostri collaboratori che ogni giorno inventano, cercano non solo mercati nuovi, ormai il mondo è aperto, andiamo dappertutto, ma anche soluzioni continue per migliorare il prodotto. Ricordiamoci, tradizione vuol dire migliorare, cioè conservare il meglio e lasciare alle spalle ciò che non è più il meglio. Questa è la tradizione, è un processo, non è uno stato. I formaggi grana che la mia famiglia ha sempre fatto hanno avuto un'evoluzione incredibile anche solo negli ultimi decenni, per cui aperti all'innovazione ma soprattutto entusiasti di questa possibilità di inventare ogni giorno qualcosa di nuovo. Verde Nord-Est oggi con le sue telecamere vi porta qui a Rosolina, in provincia di Rovigo. Siamo a pochi passi dal mare, ci troviamo nel centro ortofloricolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura, dove si sta svolgendo la giornata dell'irrigazione di precisione ed integrata. Andiamo subito a vedere che cosa sta succedendo in campo e nelle serre qui a Veneto Agricoltura. Oggi nel centro ortofrutticolo Veneto Agricoltura, che è il braccio operativo della Regione Veneto, cerca di far vedere all'agricoltore quali sono i sistemi migliori per utilizzare l'irrigazione di precisione. È cioè la tecnologia che incontra l'agricoltura, ma non deve incontrarla a livello sperimentale, la deve proprio far vedere. Quindi servono le aziende sperimentali che la Regione Veneto ha dato in gestione a Veneto Agricoltura per far vedere agli agricoltori esattamente come si può utilizzare il risparmio idrico, fondamentale anche se in quest'annata non abbiamo problemi idrici particolari. Perché è importante in un'agricoltura di precisione, un'irrigazione di precisione, direttore? È importante per svariati motivi. Il principale è il risparmio idrico, la sostenibilità ambientale dell'agricoltura. Abbiamo sentito tutti che il PNRR in agricoltura vuole sostenibilità ambientale. La prima sostenibilità ambientale in agricoltura è il risparmio idrico, ma quando parlo di risparmio idrico parlo anche di risparmio per l'agricoltore. Quindi vuol dire arrivare con poca acqua, con l'acqua necessaria, vicino alla pianta, con una tecnologia per permettere alla pianta di ricevere l'acqua necessaria e non disperderla nell'ambiente, né per discivazione e né per evaporazione. La Regione Veneto mette queste aziende a disposizione per far vedere all'agricoltore come lui dovrebbe fare nella sua azienda, con che tipo di macchinari, con l'esatta potenza utilizzata dai macchinari e far vedere chiaramente quale sarebbe la giornata tipo dell'agricoltore. Questa mattina è una giornata molto importante dedicata all'irrigazione di precisione ed integrata, dove si vedono diversi sistemi, da sistemi impianti di irrigazione che ci permettono di ridurre il consumo d'acqua e di centellinarlo, visto il fattore della produzione fondamentale, importante, indispensabile ma limitato. Siamo partiti a vedere gli impianti un po' più tecnologici di coltivazione, parliamo di fuorisuolo, siamo partiti a vedere il floating system con la coltivazione della lattuga cespo, dove si vedono le radici immersi nella soluzione nutritiva. Siamo passati poi a vedere il sistema di coltivazione di air floating, quindi è un ibrido tra l'aeroponia e il floating system, dove le radici sono nell'aria e vengono praticamente irrigati a tempi, quindi a turni irrigui ben decisi, ben distanziati da un temporizzatore che poi funziona anche in base alla temperatura e alla radiazione, e quindi le radici prendono
attendono questa soluzione nutritiva da particolari ugelli. Da lì siamo passati a vedere un altro impianto fornito gentilmente dall'Università di Padova, che lavoriamo da anni in collaborazione con loro, che è l'impianto di acquaponica, dove abbiamo l'allevamento dei pesci collegato con l'allevamento, coltivazione di ortaggi a foglia. Un piccolo impiantino di Vertical Farm, è un piccolo impianto pilota per mostrare cosa vuol dire coltivazione in verticali, quindi in piani sovrapposti. Da lì, sempre nella tematica del fuorisuolo, siamo passati nella serra, in cui abbiamo visto la coltivazione delle fragole rifiorenti in fuorisuolo su fibra di cocco e perlite. Siamo passati all'ultimo impianto di coltivazione, pomodoro cuore di bue tipologia albenga, trapiantato su lana di roccia. Abbiamo visto le bilance, 2 sistemi a supporto delle decisioni che ci permettono di monitorare la coltivazione e nello stesso tempo aiutare, guidare il produttore o il tecnico per capire quando è il momento ideale per l'irrigazione, per la fertirrigazione, quindi che può intervenire direttamente lui o adattare il sistema che si interfacci direttamente al banco di fertirrigazione e automaticamente far partire l'impianto, che dà un grosso aiuto. L'ultima serra che abbiamo visto invece è una serra in coltivazione classico su terreno, è una prova varietale di pomodoro midi plum, o detta anche Piccadilly, ha preso il nome dalla tipologia stessa. Una coltivazione che ci permette di capire le differenze varietali, non solamente come produzione quantitativa ma soprattutto qualitativa e grado Brix, per poi andare a redigere una lista varietale che poi noi trasferiamo ai produttori. Luca Casotto della Ortec. Allora, la macchina che vediamo qui è una trapiantatrice pacciamatrice. Quali sono le caratteristiche di questa macchina? Buongiorno a tutti, questa è una trapianta passamatrice, è una macchina che praticamente nello stesso momento stende il film plastico e stende anche la manichetta che è il tubo di irrigazione. Come lavora praticamente la macchina? Srotolando il film, ci sono dei vomeri sotto che aprono dei solchi dove vengono messe a dimora delle piantine vengono messe a dimora dopo un previo foratura del film plastico attraverso dei bicchieri, piantina messa a dimora, viene rincalzata della terra sulla piantina e il trapianto è fatto. Al posto di avere 2 passaggi, in un unico passaggio stendiamo la pacciamatura e facciamo il trapianto. Professor Paolo Sambo, perché è importante in un'agricoltura di precisione un'irrigazione integrata di precisione? Fondamentale, perché risorsa idrica è uno degli aspetti più importanti anche in Veneto, dove l'acqua tradizionalmente è a disposizione. Noi abbiamo bisogno di trasferire ai produttori il concetto e gli strumenti per usare la giusta quantità di acqua per ottenere buone produzioni, ma anche per evitare impatto ambientale e aspetti simili. La collaborazione tra il DAFNA, l'Università di Padova, Veneto Agricoltura e la Regione è importante perché? Intanto ci tengo a dire che almeno tra il gruppo di orticoltura e il centro sperimentale di Tramontana è una collaborazione, oserei dire, quarantennale, per cui andiamo avanti insieme ed è fondamentale perché lavoriamo tutti nella stessa direzione ma su settori diversi. Abbiamo un aspetto più scientifico fatto a Padova, un effetto più pratico applicativo fatto qui, ma nessuno dei due va da nessuna parte se non ci parliamo insieme. Questa è l'importanza strategica del centro. Oggi le telecamere di Verde a Nord-Est sono a Limena, convegno organizzato da Unicarve. Andiamo a parlare di sostenibilità ambientale degli allevamenti da carne bovina. Andiamo a sentire cosa hanno detto ai nostri microfoni i principali relatori. Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi, ovvero mettere assieme numerosi relatori che hanno trattato temi tutti inerenti alla sostenibilità ambientale, sociale e economica. È la nuova sfida che attende i nostri allevatori, i nostri allevamenti, in maniera tale da poter rispettare o perlomeno aderire a ciò che l'Unione Europea con Farm to Fork ha tracciato come sistema per sviluppare attività a favore dell'ambiente, per il benessere animale. Va detto che i nostri allevamenti, che
che sono allevamenti protetti e non come molti li definiscono intensivi. I nostri sono allevamenti protetti da intemperie, dai parassiti, con acqua di abbeveratoio pulita, con alimentazione controllata, eccetera. I nostri allevamenti protetti già garantiscono un eccellente benessere animale, poiché il nostro allevatore lavora in simbiosi con gli animali, perché anche se sembra brutto dirlo, ma commercialmente parlando, un animale che sta bene, un animale che non è stressato, un animale che è stato trattato bene, produce della buona carne, non come un animale che invece viene maltrattato. Quindi è uno stereotipo che va tolto di mezzo dalla definizione degli nostri allevamenti e degli allevamenti di bovini da carne, poiché i nostri allevatori hanno la giusta professionalità per rispettarli. Il disciplinare allevamenti sostenibili, quindi disciplinare di sostenibilità ambientale, sociale e economica, sarà il nostro punto d'arrivo per rispondere a tutte le richieste appunto della Commissione europea. Inoltre oggi abbiamo avuto la possibilità di presentare l'app Beef Cost, che è stata organizzata grazie alla collaborazione di Trow Nutrition assieme al CRPA, il Centro Ricerche e Produzione Animale di Reggio Emilia, un'app per smartphone, tablet e computer per calcolare i costi di produzione dei bovini, quindi per dare certezza e conoscenza agli allevatori che non hanno a disposizione programmi diciamo di contabilità generale molto specifici, dare la possibilità di conoscere quali sono i reali costi di produzione per fare più forza nel mercato. Ed inoltre, visto che c'era collegato anche l'onorevole Filippo Gallinella che ha concluso i lavori del nostro convegno, abbiamo anche presentato una nostra proposta di legge per istituire il 30 aprile la giornata nazionale della zootecnia bovina da carne, in maniera tale da poter sviluppare dopo delle attività le cosiddette stalle a porte aperte, meeting, convegni e quant'altro per far conoscere le peculiarità del nostro allevamento. L'Italia è il quarto paese europeo per produzione di carne bovina, però da un certo punto di vista è anche lo Stato praticamente che più dipende dalla produzione estera. In Italia nel 2020 sono stati prodotti 2,8 circa miliardi di carne bovina, proveniente per il 67% dal nord, 9% dal centro e il rimanente 24% dal sud. Le regioni Piemonte, Lombardia e Veneto rappresentano circa il 52% della produzione del valore, diciamo, nazionale di carne bovina. Parlando di aggregazione, tra i vari strumenti finanziari della nuova PAC che troverà applicazione dal 1 gennaio 2023 sono previsti anche gli interventi settoriali. In che modo, secondo lei, potrebbero far fronte alle esigenze della zootecnia bovina da carne? Allora, innanzitutto c'è da dire che a livello nazionale sono poche le OP e quindi il livello di aggregazione per il settore carni bovine, ne abbiamo 11 e oltre a queste c'è anche un'associazione di organizzazioni di produttori che è l'AOP Italia Zootecnica che ci ospita oggi. L'AOP praticamente associa 8 OP delle 11 riconosciute, di cui 5 praticamente sono venete. Gli interventi settoriali sono importanti ad avviso della Regione Veneto, in quanto il sistema della zootecnia da carne bovina sarà uno di quelli più penalizzati dalla convergenza interna e quindi è necessario sostenere, diciamo, il reddito dei produttori agricoli con questi interventi che sarebbero l'ex OCM sostanzialmente. Interventi settoriali soprattutto per quanto riguarda la ricerca, la sperimentazione per rinnovare il comparto e lo sviluppo dello stesso, ma anche promozione, comunicazione e marketing per arrivare con efficacia al consumatore, quindi fare sistema, fare massa critica e aumentare il livello di aggregazione per essere competitivi nei confronti del mercato e soprattutto della grande distribuzione organizzata. Una strategia ci è suggerita dalla nuova politica agricola che chiarisce come l'agricoltura debba offrire chiaramente nuovi beni pubblici, ma la PAC si impegna a remunerare questi nuovi beni pubblici. D'altra parte però l'aiuto agli agricoltori non sarà più così importante dal punto di vista degli aiuti accoppiati, quindi gli agricoltori dovranno impegnarsi a identificare chiaramente quali sono i beni pubblici che sono in grado di fornire. Il settore bovino da carne sta già facendo molto in questo senso, tuttavia oggi non gode di un riconoscimento di questo impegno e attraverso gli ecoschemi ci aspettiamo che avranno un'opportunità per poter vedere remunerati questi loro impegni. Il progetto Live Beef Carbon è stato finanziato dalla Comunità Europea nel 2016.
Ha una durata di 6 anni ed coinvolge 4 paesi europei, la Francia, l'Italia, la Spagna e l'Irlanda. L'obiettivo del progetto Live Beef Carbon è quello di ridurre del 15% le emissioni del carbon footprint nei bovini da carne. Le aziende coinvolte a livello europeo sono più di 2000 ed abbiamo fatto una serie di rilievi e abbiamo visto che si può ridurre anche più del 15% l'emissione dell'impronta di carbonio quando si applicano più di una strategia, almeno tre o più strategie. La sostenibilità è un tema di grandissima attualità, ma mentre fino a qualche tempo fa la sostenibilità era descritta come un'opportunità, adesso è assolutamente una necessità. La chiedono i mercati, la chiedono i consumatori e rientra nelle politiche strategiche della Commissione europea. Di conseguenza tutti i settori, compreso quello della carne, che è un settore particolarmente sensibile a questi argomenti, deve interrogarsi sul come affrontare la sostenibilità. L'idea di aggregarsi attraverso la definizione di standard robusti, seri, approfonditi, che affrontano la sostenibilità ambientale, sociale ed economica diventano un must, non solo a livello di singola azienda ma soprattutto a livello di comparto. La certificazione è l'elemento finale che ha la finalità essenziale di dare credibilità, dimostrabilità, oggettività a tutti quelli che sono i requisiti contenuti dei disciplinari, e l'importanza della certificazione è sotto gli occhi di tutti, nel senso che è da 20 anni che il settore agroalimentare affronta le tematiche della rintracciabilità e della qualità in forma certificata per dare garanzie ai mercati e al consumatore. E la sostenibilità non fa differenza, nel senso che è un insieme di requisiti addizionali che è impossibile che si torni indietro, semmai si andrà sempre avanti e la certificazione diventa lo strumento di riferimento. Un'interprofessione è un'organizzazione dove, dal nome stesso si deduce, riprende un po' tutte le professioni che fanno parte di una filiera. Quindi nella nostra interprofessione c'è il mondo produttivo, quindi il mondo allevatoriale, il mondo della macellazione, quindi i macelli e la lavorazione delle carni, e la grande distribuzione o la distribuzione organizzata comunque, che è quella che si occupa di distribuire i prodotti. Poi all'interno dell'interprofessione ci sono anche degli organi di controllo che sono fatti dalle organizzazioni sindacali, e poi abbiamo degli organi che sono più consultivi, di consulenza, tipo gli esperti di settore, dove ci sono professori universitari, dove ci sono personalità che possono contribuire allo sviluppo del settore. L'interprofessione appunto si pone l'obiettivo di sincronizzare un po' tutte le fasi della produzione per arrivare a far sì che tutto il comparto, nel nostro caso delle carni, possa avere un risultato utile, che possa andare bene a tutti. Quindi è più uno sforzo di organizzazione politico per cercare di coordinarci e limare quelle che sono le differenze, le difficoltà, gli attriti che normalmente ci sono tra i vari stakeholders, insomma, ecco. Si è parlato in questo convegno di sostenibilità, è un tema sempre più centrale anche nella vostra interprofessione. Sicuramente la sostenibilità al giorno d'oggi è alla base di tutto. Chiaramente deve essere una sostenibilità economica, che è quella che permette anche le altre sostenibilità. L'interprofessione come organizzatore di idee e di coordinatore tra le varie figure deve farlo in maniera tale da tutelare anche comunque i principi della sostenibilità. La CNC iniziò la sua attività attorno alla metà del 2002 in un capannone dismesso della ex Magrini Galileo al confine tra i comuni di Pernumia, Battaglia Terme e Due Carrare. La ditta si occupava del recupero di rifiuti speciali provenienti da industrie chimiche, siderurgiche e termoelettriche. Ufficialmente li doveva depurare dagli elementi dannosi e convertirli in un conglomerato cementizio da utilizzare nella costruzione di strade e parcheggi. Il 22 febbraio 2005 il Corpo Forestale dello Stato, su disposizione della magistratura che sta indagando su un traffico illegale di rifiuti tossici, sequestrò l'azienda, incarcerando il titolare.
L'inchiesta accertò che i rifiuti non venivano depurati dagli elementi nocivi e perciò il conglomerato cementizio prodotto dalla CNC conteneva sostanze pericolose per la salute e per l'ambiente, ovvero percentuali di idrocarburi e di metalli pesanti assolutamente oltre i limiti stabiliti. Bloccata l'attività della ditta e arrestati i responsabili, si pose il problema di bonificare l'area nella quale restavano 52.000 tonnellate di rifiuti tossici, 2.800 delle quali si trovavano fuori dal capannone, esposte quindi agli agenti atmosferici con tutti i rischi che ne potevano conseguire. Nei giorni scorsi l'assessore allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato ha effettuato un sopralluogo tecnico in occasione dell'avvio dei lavori di rimozione dei rifiuti. È infatti partito il primo camion di rifiuti pericolosi che saranno smaltiti in discariche italiane come quella di San Martino Buonalbergo in provincia di Verona, dove sono indirizzati i primi carichi. Nell'occasione l'assessore, insieme ai tecnici della Regione del Veneto e della società incaricata Veneto Acque, ha spiegato alla stampa i prossimi passi del piano di smaltimento di rifiuti pericolosi, per il quale la Regione Veneto ha messo a disposizione 12 milioni di euro nell'ambito dei finanziamenti della legge speciale per Venezia. Oggi a Pernumia si celebra una grandissima festa per il comune, per tutto il territorio. Finalmente oggi partono i camion per portare via queste decine di migliaia di tonnellate di porcheria, di rifiuti che qui hanno contaminato questa zona bellissima e che rischiano di mettere a repentaglio la salute dei cittadini. È stato un lavoro lunghissimo, duro, che costoso, perché qui abbiamo investito oltre 12 milioni di euro, quindi sono davvero cifre importantissime, però insomma, oggi vincono tutti, vince l'ambiente, vincono i cittadini, vince la Regione, il Comune, Veneto Acque, tutti quelli che hanno partecipato. Era questo l'ultimo servizio per la puntata di Verde a Nord-Est di oggi. Naturalmente l'appuntamento prossima settimana, stessa rete, stessa ora in TV. Se volete rivedere tutto quanto è andato in onda in questa e nelle altre puntate potete farlo andando a vedere sul nostro canale YouTube. Naturalmente seguiteci sulla aggiornatissima pagina Facebook e quindi l'appuntamento è prossima settimana, stessa rete, stessa ora. A presto!